Oggi si direbbe che Bruno Luciani è stato un artista a tutto tondo, perché la passione per la musica, la fotografia, la pittura ed il teatro in lui erano una cosa sola e hanno lasciato il segno in quelli che lo hanno incontrato e gli hanno voluto bene. Nato alla Spezia il 12 dicembre del 1923, Bruno ha fatto dell'estero un lavoro, inizialmente come fotografo nell'immediato dopoguerra e poi come rappresentante per la ditta del padre, apprezzato pasticcere. Ma al di là della professione, la sua passione per l'arte, declinata secondo varie forme, non l'ho mai abbandonato. Oltre alla fotografia, la pittura, coltivata fin da ragazzo e fino alla scorsa estate, quasi 95enne. E la musica poi, l'opera innanzitutto, e il teatro, come attore nelle compagnie teatrali amatoriali della zona, con il padre prima e poi in parrocchia, sia in italiano che in genovese, con la partecipazione alle rassegne estive dell'associazione Castello de Ciavai. Fedele compagno di vita della moglie Adriana Susini, che lo ha preceduto in cielo nel 2011, Bruno ha avuto la gioia di veder nascere 2 figli, Mauro e Anna, e 3 nipoti, Federico, Alessio e Benedetta. La passione per la musica ed il teatro ha contagiato anche i suoi cari. Per Telepace Bruno Luciani è stato un amico fedele fin dagli esordi. Io avevo firmato un concertino di mio figlio in una chiesa e l'ho portata a Don Brione che me la mandasse, sapevo che c'era questa nuova edizione TV. Ho conosciuto Don Brione proprio in quella combinazione lì. E lui me l'ha mandata in onda. Dice, ma chi l'ha filmato? L'ho filmato io. Ma allora potresti fermarti da noi direttamente, diventare uno nostro operatore. E da allora mi sono Fatto fermato. subito il contratto. Ho cominciato a essere sul curlo, gli mettevo a posto le cassette, insomma, piano piano. Per anni ha ripreso quotidianamente la messa. Quando c'era la messa del Papa, ad esempio, allora rimanevo a casa e qui in studio dicevano andiamo alla messa di Bruno o alla messa del Papa? Anche negli ultimi anni, se poteva, si faceva portare a Chiavari per le feste, per portare personalmente gli auguri al personale e ai volontari e se la salute non glielo consentiva, lo faceva per telefono. Testimoniava così un affetto che è rimasto inalterato nel tempo.